Assessore, il progetto La Nuova Vita ha dato spunti interessanti anche all'amministrazione regionale da parte dei giovani. Ma diciamo che abbiamo veramente reso protagonisti i ragazzi delle scuole superiori della nostra regione con un progetto che ha sviluppato la loro creatività, ma allo stesso tempo gli ha permesso di riflettere su quello che è il concetto di rifiuto. Direi un concetto praticamente anacronistico, non esistono più i rifiuti di fatto, sono materie prime e seconde che possono benissimo essere riutilizzati e riciclati. Il senso del progetto era proprio questo. E il premio che va alle scuole sta proprio nel valorizzare le capacità dei ragazzi di reinventare anche i rifiuti facendoli diventare dei prodotti nuovi. Vedete, si sta togliendo gli occhiali, prende il portaocchiali fatto col Tetrapack, apre il portaocchiali, stiamo filmando tutto. Guardate l'operazione. Allora, grazie ragazzi. L'impiego della tecnologia multimediale, in grado di amplificare l'esibizione di grandi visibilità, idee che favoriscono l'educazione di Sono consegnati e ovviamente questo non è un vero assegno, se no qualcuno se lo prende in K.